Bello, presidente dei Medici Strada. Ecco, medici di strada, durante la pandemia che cosa hanno fatto e qual è stata questa esperienza straordinaria? È straordinaria, sì, i medici di strada come le infermiere erano chiamate in prima persona ad aiutare le persone fragili e questo momento celebrativo che abbiamo organizzato per domani pomeriggio vuole essere veramente un ringraziamento di cuore a queste persone. Certo è un riconoscimento formale, se si può chiamare, però è pieno di stima nei loro confronti. È bene ricordare che medici e infermieri sono morti per questa pandemia. Noi in Italia abbiamo avuto circa 365 medici morti fino all'altro giorno e tantissime infermiere, quindi loro hanno dato molto di più. Abbiamo voluto comunque organizzare insieme con il CSVL e con la collaborazione del nostro comune questo momento di ringraziamento per ricordare a tutti che il volontariato c'è e va valorizzato, questo che noi teniamo più di tutto.